Nuovo appuntamento con Brescia in tavola, guardate che bello, siamo rilassati in Piazza Loggia in compagnia di Arbi. Arbi, esatto. È un nome particolare Arbi, che origini ha? Albanesi. Sono albanesi. Ma tu sei nato in Albania o qui in Italia? Sono nato qui in Italia. Ok, quindi ormai sei Sì, sono bresciano di me. Esatto, bene o male sì. Senti Arbi, e tu di che ti occupi? Cosa fai nella vita? Ora come ora studio all'università e nel mentre lavoro qua e là, diciamo, mettiamola così. Cosa studi? Economia. Oh, molto bene, sta andando bene? Sì, dai, bene o male sì. Siamo in linea? Sì, siamo bene o male in linea. Bravo Arbi. Senti, e hai degli interessi, degli hobby particolari? Assolutamente, basket, per lo più basket. Poi c'è anche il calcio, tifo Milan. Stasera andiamo allo stadio. Ah, poi ci saranno sicuramente altri interessi che non possiamo raccontare. Magari un'altra puntata. Senti Arbi, e con la cucina, come te la cavi? Ti piace cucinare, mangiare? Ci sono dei piatti preferiti? Me la cavo bene o male, principalmente pasta, quello sono capace a fare perlomeno. Pasta, carne una volta ogni tanto va più che bene. Pesce non disdegno, però ecco. Poi non so, la cucina albanese, non so se tu la conosci, la frequenti, però penso che abbia cose simili comunque all'Italia, magari a Brescia no, perché sai, affacciati comunque dall'altra parte dell'Adriatico. Assolutamente, è simile ma non troppo, diciamo è più simile con la cucina del sud. Ci sono cose un po' più particolari, una cucina mediterranea comunque, quella albanese è simile a quella greca. Immagino. Va bene, e per la cucina bresciana invece c'è qualche piatto che preferisci? I casoncelli sono spettacolari. Ma li fai anche o li mangi solo? No, li mangio e basta. Te la cavi in cucina? C'è qualcosa che sai cucinare? Pasta, carbonara, matriciana, ti posso fare anche, non lo so, un filetto di carne, può andare più che bene, un po' di patate. Tu mi inviti, io vengo, io gradisco tutto. Assolutamente. Ottimo Arbi, è un ragazzo da sposare. Allora, nella puntata di oggi invece Arbi parleremo dell'insalata del preost, tra pochissimo iniziamo. E io ti dico, il preost, il prete, insalata del prete. Io ti dico ora, ti faccio l'elenco degli ingredienti, ma non tutti sono presenti, quindi devi dire secondo te se questo ingrediente che ti dico c'è o non c'è. Non c'è, ok. Allora, insalata iceberg. Suppongo che ci sia. Insalata. Non c'è. Non c'è, ma malissimo. Patate lessate. Penso di sì. Bravo. Okay, carote. Ci saranno anche quelle? No. Pare di no. Poi piselli. Piselli sì. No, non ci sono manco quelli. Che ne so che insalata la scopriamo. Peperoncini verdi. Se ci sono tre sì, dai sì. Sì, bravo. Olive. No. Capperi. Sì. Vino bianco secco. No. Sì, pare di sì. Porri. Peccato. No. Beh, se vuoi ce possiamo. No, non ci sono. Olio extravergine. Sì. Prezzemolo. No. Sì, sale e pepe. Ovviamente. Amaretti. Non penso proprio di. Non penso. Infatti è un'insalata. Va bene, grazie Arbi, e iniziamo la puntata. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. E ci siamo, eccoci qui dopo la nostra sigla. Ciao. Con Brescia in tavola. Ciao Federica, come va? Ciao Carlo, benissimo, tutto grazie, anche tu? A posto, dai, grazie a Dio. Siamo stati Bene. In Piazza Loggia con Arbi, hai visto, non italiano d'origine, ma bravo, simpatico, e bescetta anche. Un bel fiore. Scialle, via per il caffè. Lo abbiamo interrotto e abbiamo rovinato il suo pomeriggio. No, non è vero. Però con lui, avete visto, abbiamo giocato con gli ingredienti dell'insalata del preost. Tu sai chi è il preost? Certo, è il parroco del paese. È il preostem della Nef, sì. Che è tutto nero, vestito di nero col cappellino nero. Il preost della volta. Dovresti incontrare il preost a te, che ti dà una bella benedizione, come si dice. Conosci qualche preoste, Federica? Ne ho conosciuti di preoste al mio paese. E loro ti conoscono? Sì, direi. Sono molto famosa. Sei molto famosa. Poi la televisione ti sta regalando una notorietà. Sì, molto. Vabbè, allora, nell'insalata del preost si parlerà, lo vedete anche nei nostri ingredienti, dell'olio extravergine. Raccontiamo ancora due cosette sull'olio extravergine, perché anche la nostra provincia vede produzione di olio. L'abbiamo detto anche in altre puntate, il lago di Garda con il suo microclima particolare, ma anche il lago di Iseo, Franciacorta vabbè, più famosa e conosciuta per i vini. L'olio gardesano, ad esempio, ritorniamo con qualche nozioncina, perché è orgoglio della nostra zona, ha una resa di 25 kg per ogni quintale di olive spremute all'incirca e possiede grandi qualità organolettiche, contiene infatti una gran quantità di oleina, avendo una percentuale
percentuale di gliceridi liquidi superiore a molte qualità di oli prodotti in Italia e minore quantità di gliceridi solidi. Pensa, quindi vedi che potrebbe anche avvantaggiarci a livello di salute. Si usa per friggere il pesce in quanto possiede un elevato punto di fumo, 180 gradi, e nella preparazione delle carni e nel condimento delle verdure. Quindi abbiamo fatto la promozione all'olio extravergine di oliva Gardesano. Poi, per carità di Dio, sono tutti buoni gli oli, preferiamo quelli di produzione locale o almeno italiana. Poi ognuno ovviamente si regola anche con le possibilità economiche, perché non costa poco l'olio buono, no. Un quindicino al litro. Ah, sì, se bastano. Buono. Esatto. Poi ognuno Comunque, è affezionato bravissimo. al suo tipo di olio. Bravissimo anch'io, mi fa piacere. Va bene, allora, insalata del Preoste. Gli ingredienti, Federica. Gli ingredienti non sono troppi, questo è abbastanza veloce, sì, anche perché sarà un piatto freddo, quindi più estivo magari. Sì, più più estivo, ma anche invernale. Nulla sì, vi una vieta cosa. di prepararlo anche di questi periodi, insomma. Sì, non proprio così veloce, però per adesso nel procedimento capirai No, perché. mi stupisce e mi incuriosisce il fatto che si parla di insalata, ma di insalata vera e propria la lattuga non ce n'è. No, avremo delle patate, Ma dai. che non così veloce perché dovranno essere lessate. Adesso vediamo. Intanto Quindi gli avremo ingredienti: patate lessate, dei peperoncini verdi sott'aceto che taglieremo a listarelle, dei capperi e un bicchiere di vino bianco secco. Poi avremo chiaramente dell'olio, del sale, del pepe, del prezzemolo che ci sta sempre bene. Passiamo al nostro procedimento. Molto semplice, perché bastano gli Semplicissimo. ingredienti. Secondo me, non vorrei sbagliarmi, ma in questa occasione non si accende neppure la fiamma, si accende il gas. No, senza cottura. Appunto è fredda, hai detto. Ho detto che non è così veloce perché le patate vanno lessate. Ok, ecco. vabbè, allora sì, c'è la cottura delle patate. C'è la cottura delle patate che è la cosa più lunga. Però quindi è una semplice. volta lessate è molto semplice. Una volta lessate dovremo tagliarle a fette. Circa un dito, un spessore. Vedi? Ma sei preparato? Ragazzi, perché non voglio sei non voglio darla preparatissimo. vinta a te, io spero che tu cada in qualche tranellino, in qualche errore, così io, vedi, mi sarà inserisco. dura. E comunque lasceremo riposare le nostre fette che bagneremo con il nostro vino bianco, le lasceremo riposare un paio d'ore. Ecco, anche perché non è una ricetta così veloce, mangio un'insalata ha i e suoi via. tempi. Esattamente. Lasceremo riposare appunto le nostre patate tagliate a fette con il nostro vino bianco. Aggiungeremo poi i capperi, i peperoncini, il sale, il pepe, l'olio e una spruzzata d'aceto. Non mi piace molto. Ecco, se non ti stavo dicendo, se non apprezzate l'aceto, potete chiaramente farne a meno. Oppure il limone, sai che tante volte sì, al posto dell'aceto c'è qualcuno usa. Sì, però, può essere, insomma, questo chiaramente è una delle varianti, come diciamo sempre. 1000 varianti che poi stravolgono le ricette. Esatto, poi non c'è niente che. Vabbè, comunque sia. E anche un pochetto di prezzemolo. Cospargeremo, sì, cospargeremo il tutto con del prezzemolo tritato, mescoleremo e lasceremo insaporire per una quindicina di minuti circa prima di servire. È così. E chissà perché del Preoste? Non lo so. Forse perché manca la carne, o magari qualche amico sacerdote all'ascolto ci può svelare questo mistero, o anche senza essere per forza consacrato, qualcuno di voi che ha sentito questa ricetta dice ma si chiama il Preoste, ce lo fa presente, ci può scrivere alla redazione. Che è curiosa questa cosa. Sì, vero. Forse non perché è di magro, no? Alla fine carne non c'è. Non saprei. Vabbè, comunque. Non lo so. Vediamo se c'è qualche Preoste. Preoste, a voi piace questa? Ci sono dei preti che ci stanno seguendo? Ma sicuramente sì. Certo. Ce lo diranno. Va bene, l'insalata del Preoste era questa e ci vediamo alla prossima ricetta qui su Teletutto con Briscia in tavola. Ciao! Ma che bontà, piace al sindaco e al sacrestà, tu caso un sei e tutto il resto, e cos de via, le tutto a posto.